Terrasini, presentato alla Biblioteca Comunale il libro Toiardino di Lamure, raccolta di poesie, pensieri e conti in lingua siciliana. Terrasini, presentato alla Biblioteca Comunale il libro In Toiardino di Lamure, raccolta di poesie, pensieri e conti in lingua siciliana. Francesco Ferrante, autore della nuova raccolta, della nuova raccolta di poesie, Toiardino dell'Amore, cosa ci vuole trattare questa raccolta? Ma in Toiardino dell'Amore c'è la vita con le sue molteplici sfaccettature, con le sue tantissime contraddizioni. Come mai ha scelto di scrivere in lingua siciliana? Ma diciamo che non sono io che ho scelto di scrivere in siciliano, ma è il siciliano che ha scelto me. È la lingua con cui mi esprimo spesso, era la lingua che principalmente utilizzavano i miei genitori, quindi diciamo che è una cosa che viene naturale, spontanea. Da cosa è nata l'idea di creare questa nuova raccolta? Un'esigenza sicuramente di comunicare, di trasmettere emozioni. Il poeta principalmente scrive per se stesso, però poi ha la necessità, l'esigenza di comunicare, di trasmettere emozioni e sensazioni ai lettori. Ma i valori sicuramente di solidarietà, di umanità, che ormai stiamo in qualche modo smarrendo. Ovviamente non è semplice, ma ci vorrebbe un'inversione di tendenza a una concezione forse un po' più spirituale e meno materialistica della vita. Nino Barone, editore della nuova bella raccolta di poesie, cosa ne pensa? E niente, mi sono già espresso in altre occasioni su Francesco Ferrante. Per me è stata una grande rivelazione, anche se poi ho letto su di lui che ha al suo attivo parecchie altre pubblicazioni. Ci accomuna un attimino non solo la passione per la poesia, ma anche la passione per la lingua siciliana. Lui predilige la lingua siciliana e la casa editrice, la edizione Drepanum, come dire, apre le porte a tutti gli autori che scrivono il sicolo idioma. Giuseppe Gervino, lei ha avuto modo di leggere le poesie della raccolta di Francesco Ferrante, cosa ne pensa? Penso che il titolo sia azzeccato. Un Toiardino dell'Amore, proprio è un giardino in cui ogni fiore ha un'essenza diversa. C'è quel fiore che ti porta a scuotere la coscienza, c'è quella pianta che ti fa riflettere su situazioni della società. Il titolo è azzeccato e denota la grande semplicità e bellezza d'animo del poeta Francesco Ferrante, ma principalmente dell'uomo. Io lo conosco personalmente e devo dire che è una bellissima persona veramente. Anche lei ha scritto poesie. Ci sono temi comuni? Sì, sempre c'è qualche tema comune, però naturalmente affrontato in modo diverso. In modo diverso. Lei nelle sue poesie che messaggio vuole veicolare? Guarda, non si può rispondere, perché uno non è che scrive si prefissa di scrivere qualcosa, in quel momento c'è qualcuno che ti suggerisce quello che devi scrivere, poi il messaggio può essere diverso in base alla poesia. Francesco Billeci, lei è anche un autore, scrive romanzi, poesie. Cosa ne pensa della nuova raccolta di poesie di Francesco Ferrante? E allora, io ho partecipato alla presentazione, sono stato invitato da Francesco in persona e ho recitato alcune poesie tratte dal suo ultimo libro, il libro che sta presentando, Non Toiardino dell'Amore. Devo dire che è una grande opera. È un libro in cui lui affronta tematiche abbastanza che affliggono la nostra società, i mali del secolo, la mafia, la droga, la violenza, per citarne alcune, ma anche mette in risalto alcuni sentimenti, la famiglia, l'amore, l'amore per i defunti, per le persone che non ci sono più, per il padre. Devo dire che è una grande opera, l'ho letto 2 volte
il libro, la prima volta per capirlo, la seconda volta per studiarlo, e devo dire che mi ha emozionato tantissimo. È un libro che consiglio a tutti di leggere, oltre che contiene anche la prefazione di una grande poetessa, la poetessa di Termini Imerese, Rita Elia, ed è abbastanza un libro che rallegra l'anima e riscalda il cuore. Rita Elia ha curato la prefazione della nuova raccolta di poesie Entò Iardino di Lamuri di Francesco Ferrante. Cosa ne pensa di questa raccolta? Intanto il fatto che si scriva in lingua siciliana, la nostra madrelingua, già è una cosa bella, perché denota l'amore del siciliano verso la propria terra e verso la propria identità. Ci vuole coraggio, perché i siciliani ci vergogniamo spesso di parlare il nostro dialetto, così come spesso e volentieri anche le mamme proibiscono ai loro figli di parlare la nostra lingua, e che è quella che ci identifica, quindi significa tradire proprio se stessi. Ecco, il fatto che Francesco Ferrante non abbia tradito se stesso già è la cosa più bella, scrivendo nella propria madrelingua, e poi per i sentimenti che dà attraverso la sua poetica. Quali sono i valori che vuole trasmettere attraverso la sua poesia? Francesco Ferrante, intanto invito ad acquistare il libro di Francesco, Entò Iardino di Lamuri, da Edizioni di Repanun. Quali valori? I valori più grandi, quello dell'amore universale, quello del rispetto verso tutto ciò che ci circonda, perché ognuno di noi deve far conto che se vuole essere rispettato deve cominciare a rispettare gli altri.